Allora, giovedì 15 luglio alle ore 20:30 inaugura la 14ª edizione di Molineddu Arte Evento Creazione a cura dell'associazione Molineddu. Da quest'anno ci sono 2 o 3 cambiamenti sostanziali per quanto riguarda l'organizzazione del palinsesto delle giornate che riguardano la manifestazione. Innanzitutto l'associazione Molineddu ha operato una scelta di condivisione degli spazi del luogo costruito e concepito e migliorato ogni anno dal proprietario, l'artista Bruno Petretto, accogliendo tutta una serie di realtà associative e operative nell'ambito della cultura a Sassari in base a specifiche competenze e criteri di operatività. Cosa significa? L'associazione culturale Molineddu organizza l'evento, ma ospita per determinati ambiti di lavoro, teatrale, musicale o arte visiva, altre associazioni che per proprio conto organizzano uno spazio o un evento all'interno della manifestazione. La manifestazione parte il 15 luglio, come ho detto, con la mostra collettiva d'arte contemporanea con 60 artisti da tutta la Sardegna. A cornice della mostra ci sarà una degustazione di vini con 7 importanti cantine sarde a cura della rinnovata Taverna Bellieni. Potremmo dire così, a cornice di questa cornice c'è una performance canora a cura dell'associazione corale Amici del Canto Sardo, diretti da Salvatore Bulla. Dal giorno successivo, cioè il 16 luglio, ci sono gli spettacoli in anfiteatro che cura l'associazione Meridiano Zero. Mi trattengo giusto un minuto per dire che gli spettacoli in teatro inizieranno con una performance di un collettivo artistico chiamato La Stanza di Euridice, a seguire uno spettacolo di teatro della compagnia Cadadie Teatro di Cagliari. A seguire gli spettacoli di teatro ci saranno delle performance musicali nella zona Baretto, dove interverranno Lux, che è un duo composto da Luca Usao e Matteo Anelli, il gruppo Radio Clave e poi una selezione di dischi a cura di Francesco Botteghi. Il pomeriggio alle 17:30 ci sarà l'intervento dell'associazione Coilibri, che è un'associazione culturale che crea dei veri e propri laboratori creativi di esperimenti intorno alla lettura dedicata ai ragazzi. Il giorno 17 luglio ci sarà uno spettacolo di teatro curato dall'associazione Meridiano Zero, dal titolo Degenerazione. Nel post serata al Baretto ci sarà la performance musicale del Mariano Tedde Quartet e a seguire una selezione di dischi a cura di Francesco Botteghi. Sono Marco Sanna dell'associazione Meridiano Zero, che quest'anno entra a far parte, diciamo così, dell'organizzazione della manifestazione. Dopo anni passati a partecipare, no? In qualche modo anche attivamente, però sempre con i propri lavori all'interno della manifestazione, quest'anno ci prendiamo anche questo piccolo onere organizzativo. Dico alcune parole sul programma nello specifico. Allora, come ha detto Giuseppe, appunto il 15 si inaugura e il 16 si passa appunto agli spettacoli. Abbiamo alle 21 la Stanza di Euridice. La Stanza di Euridice è un collettivo artistico sassarese formato da una fotografa e formato da 2 giovani attrici, che porta in scena, diciamo così, fa questa piccola performance brevissima fra l'arte visiva e il teatro, insomma, che si chiama Condividerla. Poi alle 21:30 abbiamo la compagnia Cadadie di Cagliari che porta in scena L'Aribianco, un monologo teatrale interpretato da Pierpaolo Piludu su musiche originali di Paolo Fresu, ed è tratto dal libro Quelli dalle labbra bianche di Francesco Masala. Poi il giorno dopo abbiamo la compagnia Danze Estemporada che apre un po' le danze, no? Così per dire, alle 21:15, con una suite, cioè un piccolo estratto dal suo ultimo lavoro che si chiama Feminas, Maria Carta, l'eco di una voce, intorno, diciamo, a una installazione di Josephine Sassu con i video di Marco Piras. E poi alle 22 abbiamo, appunto, ci siamo noi, la compagnia Meridiano Zero, che porta in scena Degenerazione. Degenerazione è un lavoro per la regia di Marco Sanna e vede in scena Gian Giorgio Cadoni, Luana Mulas, Francesca Ventriglia, Maria Luisa Usai e lo stesso Marco Sanna. Alle luci e ai suoni abbiamo Matteo Anelli.
è un lavoro che è un lavoro che noi definiamo a puntate, perché ce lo stiamo portando appresso da ormai un paio d'anni. È un lavoro che è partito da alcune considerazioni sulla vecchia commedia sassarese, per poi assolutamente distaccarsene con un tono, diciamo, un po' dissacratorio rispetto ai temi soliti della commedia, che non è mai stato il nostro ambito d'azione. Ed è un lavoro costruito su pezzi di Pinter, di Shakespeare, di Edoardo De Filippo e su alcune chicche della vecchia sceneggiata napoletana. Quindi rinnoviamo l'invito a Molineddu 2010 e grazie. A nome, se posso, rinnoviamo, come ha detto Marco, l'invito a nome quindi delle 3 associazioni che compongono l'organizzazione, che sono l'Associazione Culturale Molineddu, l'Associazione Culturale Moving Art, che ha la curatela della mostra d'arte contemporanea, quindi della collettiva, e dell'Associazione Meridiano Zero. Dal 15 al 17 luglio Molineddu Arte Evento Creazione, 14ª edizione. Molineddu Spazio Espositivo Permanente, 15, 16, 17 luglio a Molineddu Ossi.